importante sulla base di una battaglia che ha lanciato Vita, il giornale No Profit, su quell'emendamento presentato alla Chiavaroli di Nuovo Centro Democratico che voleva togliere gli incentivi ai comuni che toglievano le slot machine. Una norma veramente immorale, indecente. Vita, che il giornale No Profit ne ha fatto immediatamente una battaglia, ha chiamato Renzi. Renzi immediatamente, e qui si vede, devo dire, la novità dell'uomo e del politico, la reattività immediata, in questo è veramente un fuoriclasse. Ma non sono stati grillini anche? Veramente un fuoriclasse. Ma non sono stati grillini anche? Prima, no, beh, cioè, ma questo no, sono stati i grillini a smascherare questa cosa. La battaglia è stata pubblicizzata, è diventato un fatto pubblico perché il giornale del No Profit, che si chiama Vita, l'ha portata all'attenzione dell'opinione pubblica. Ma in Parlamento è stata una battaglia dei grillini. Poi Vita ha chiamato Renzi ha reagito immediatamente e ha fatto in modo che questa norma venisse ritirata. Quindi da questo punto di vista si è dimostrato molto abile sicuramente, ma anche capace di cogliere una battaglia che è contro le lobby, che sono le lobby del gioco e delle slot machine. È immorale che lo Stato finanzi o i comuni finanzino il gioco. Si fa finanziare dal re delle slot machine. È stata una battaglia, i finanzino il gioco. Si fa finanziare dal re delle slot machine. È stata una battaglia quindi molto giusta, fatta molto giusta, ma anche fatta con tempi molto svegli. Molto rapidi. Allora, sulle slot machine, voglio dire, sappiamo tutti che Letta si è fatto finanziare dal re, dal principe del bingo, la sua società Vedrò e anche lui personalmente. Dunque uno che prende soldi da queste persone qui prima o poi gli deve restituire il favore. Chiaro? Sulla storia del chi ha smascherato tutto questo, al Movimento 5 Stelle bisogna dare atto che sta svolgendo il ruolo del cane da guardia. È inutile negare i fatti, e lo dice una persona che li ha criticati un'infinità di volte. Nei toni, nei modi, io vorrei nei toni e nei modi. Io dico che non è la prima volta, è accaduto anche con il decreto Salva Roma. Il Movimento 5 Stelle sta svolgendo un essenziale ruolo di cane da guardia in quel Parlamento, che è un inciucio continuo dalla mattina alla sera. Detto questo, lo preciso, possiamo parlare di tutto, però bisogna avere l'onestà di riconoscerlo. Invece volevo chiederle una cosa che a me ha un po' colpito, che sono due gli argomenti che Renzi non ha mai toccato in questi fiumi di interviste, diciamo che uno è l'Ilva e l'altro è la mafia. Cioè anche sulla questione di Di Matteo, di quella cosa scandalosa, ecco lì mi avrebbe fatto piacere sentirlo gridare, di uno Stato che abbassa la testa e impedisce ad un magistrato di andare ad interrogare un collaboratore di giustizia a Milano, e non toglie, non revoca l'ora d'aria a Totorina, no? Come è previsto dal 41 bis dal regolamento e come è stato fatto in tempi passati per Bagarella. Ecco, su questi due argomenti io l'ho sentito, sono argomenti spinosi oppure come dire... Sentiamo Gutgeld che... Prego. Beh, no, Renzi, devo dire, sul tema mafia e legalità si è sempre espresso a favore della legalità, ricorda sempre chi lo ascolta nei vari discorsi pubblici, ricorda sempre le persone, i magistrati cadute nella lotta alla mafia. È difficile trovare qualcuno che sia a favore della mafia, insomma, in generale. Dicevo su questioni specifiche. Comunque però volevo rispondere al tema invece del tema dei giochi. In realtà il Partito Democratico, questo non è solo Renzi, il Partito Democratico negli ultimi mesi ha fatto non una battaglia, ma un'azione molto molto profonda e strutturata sul temi dei giochi. Tant'è vero che nella delega fiscale, che è di fatto una riforma del fisco che è stata votata dalla Camera e adesso è al vaglio del Senato, c'è un insieme di norme molto molto importante che va proprio a limitare, a circoscrivere, a gestire il tema del gioco, ed è stato un tema... 118 senatori del PD quel decreto, 118 senatori. Lo ha votato 118 senatori. Le sto dicendo che sul tema dei giochi e il controllo dei giochi c'è stato un lavoro molto importante del Partito Democratico. Quindi non è un tema di 5 Stelle, è un tema del Partito Democratico. No, scusi, ribadisco che 118 senatori lo hanno votato. Cioè, il decreto lo hanno votato in Senato, 118 senatori del PD. Non so se è chiaro, e non l'hanno votato quelli del Movimento 5 Stelle.
quello le sto dicendo che sul tema della lotta al gioco c'è un'azione strutturata meno visibile, perché questo fa parte di un corpo di legge che si chiama delega fiscale complesso, tecnico, dove il Partito Democratico ha fatto un lavoro molto importante per proprio circoscrivere questo fenomeno. Dopodiché, sul tema della norma infilata all'ultimo momento, c'è stata un'azione immediata. Ma votata dai senatori, mi perdoni, farà anche un'azione incisiva, ma probabilmente non la comunica ai suoi senatori perché poi la votano. Cioè, non riesco a capire questa cosa. C'è una responsabilità politica, no? Non 118 senatori l'hanno votata e il Movimento 5 Stelle. Ecco, allora, diamo atto, come dire, a ciò che viene fatto. No, facciamo concludere. Sull'Ilva invece sull'Ilva invece, mi scusi, le chiedevo? Su Ilva c'è un tema di legalità e c'è un tema di fatto di responsabilità di 40 anni di politica, perché è un figlio di scelte fatte 40 anni fa, 30 anni fa. Sì, certo, le responsabilità sono sempre, come dire, precedenti, ma uno può avere un'idea su cosa fare. Quella fabbrica lì, secondo voi, va chiusa? O no? Bisogna tutelare i posti di lavoro a discapito della salute, come sostiene Vendola, come ritiene di aver fatto, di aver lottato e di essersi adoperato e di aver avuto questo rapporto con la famiglia Riva molto, come dire, dialogante, con sorrisi compresi, perché occorreva salvaguardare i posti di lavoro, oppure ci sono delle prospettive, cioè oppure quella città offre prospettive di gran lunga maggiori, come il turismo appunto di cui parlava prima, la bellezza di quella città, dei due mari, della pesca uccisa, distrutta. Sentiamo. Sì, però l'impianto di Taranto è uno degli... È un impianto industriale importante, competitivo. Noi dobbiamo trovare il modo di far andare avanti questo impianto, che è un'industria importante e competitiva, ripeto, quindi questo è un punto di estrema importanza, ovviamente tenendo conto delle esigenze e ovviamente assicurando che la salute dei cittadini non venga danneggiata. Vabbè, ma queste sono le enunciazioni, ma come? No, ma soprattutto... Cosa pensa dell'Ilva? Dice bisogna mantenere i posti di lavoro e tutelare la salute. Ovvio, ma come? Visto che questo non è accaduto finora, no? E che questo ha distrutto, perché vede, non solo non è accaduto, ma ha distrutto delle bellezze incredibili, ha distrutto il mare, la pesca, le coltivazioni, gli allevamenti. Ma si può permettere ad un'azienda di fare una strage? Il turismo è fondamentalmente rispetto del territorio, questo è, cioè, poi è inutile parlare di turismo, cioè come dire che si ha un po' la sensazione che ci si riempia la bocca di parole condivise, dal significato condiviso. Questa mi pare questa è un po' una demagogia. Ci sono centinaia di siti in Italia dove è possibile sviluppare il turismo che non abbiano l'acciaieria di Taranto. Quindi Taranto, allora, come dire, Taranto è la città dell'acciaieria, le sta dicendo. Beh, questa è una notizia, allora. Siccome è la città dell'acciaieria, noi quelle bellezze le trascuriamo. No turismo a Taranto, perché c'è l'acciaieria?